sul treno speciale di Chiavetti Pietro, dicomi! Mi sembra ancora di sentirla chiamare. A Padova poi non ne parliamo. Ai tempi di Verona la chiamavano la grande partita del calcio veneto. Si ricordava ancora del 20 novembre 1949. Infausta data, in barba, e sapeva a memoria l'inizio e la fine di un articolo di Anche se mio nonno e io continuavamo a litigare. A vedere l'unione ci venivano tutti, anche lui. E ci veniva pure mia madre. Wild Girl! No, mamma, sei wild girl. Quello è un altro modo di vivere la curva, mamma. E quindi scrivono le bombe fanno piede. Dei calciatori veneziani invece si dice che fossero i migliori a giocare con la palla bassa e i passaggi corti, perché essendo poveri dopo la seconda guerra mondiale, quindi se tu tiri il pallone troppo alto, lungo e distante, finisce in laguna e non si gioca più. E a Venezia bisogna stare attenti, perché quando a Venezia si gioca in campo, ma non in campo inteso Prato Verde, Pai, Porte, no, campo, cioè campo Santa Margherita, campo San Polo, ti devi stare attento, perché se arriva il tempo, cioè il vigile, ti dà la multa, un saccassone di skate e ti paghi il